Ciao ragazzi, eccoci qua, stasera siamo al Castello di Caneva, vicino a Sacile, provincia di Pordenone. Questo è un maniero molto antico del 1034. È stata la residenza del patriarca Corrado II, imperatore di Aquileia, ed è stata costruito in un ambito molto strategico, per cui è stato proprio oggetto di tanti scontri patriarcali, tra cui la Marca Trevigiana, che nel 1167 ha posseduto questo maniero per 15 giorni e appunto nella storia si legge che hanno ucciso tutti gli abitanti che c'erano qui intorno e hanno devastato proprio la zona circostante. Noi siamo qua stasera per fare un'indagine perché sicuramente ci sono tante entità che vogliono comunicare con noi e sentire chi di loro vorrà raccontare la storia di questo splendido castello. Procediamo con l'indagine. Adesso abbiamo acceso la black box, vediamo se riusciamo a comunicare attraverso anche lo zoom e registrare qualcuno che vuole comunicare con noi. C'è qualcuno qui con noi che vuole comunicare? Noi siamo qui stasera perché vogliamo ascoltare chi vuole parlare con noi, se vuole raccontarci la storia di questo posto. C'è qualcuno che vuole comunicare con me? Io sento la voce di qualcuno. C'è qualcuno che vuole comunicare con noi? C'è qualcuno qui? Io sento la voce di qualcuno. Mi puoi dire il tuo nome, per favore? Mi puoi dire come ti chiami? Noi non siamo qua per farvi del male, vogliamo solo parlare con voi. Io ho sentito molti. Siete in molti? Molti. 2 volte. Posso sapere il tuo nome? Mi puoi dire come ti chiami, per favore?
Io so che qui è morta tanta gente, ci sono state tante battaglie, è vero? Sotto. Io ho sentito dire che sotto questo terreno ci sono tante persone morte, è vero? Proprio. Ma io sento la voce di un uomo molto forte. Sei un uomo? È giusto, ok. Ma sei sei il proprietario del castello? Eri il padrone del castello o eri una persona che abitava qui? Eri un abitante che abitavi qui vicino al castello? Posso sapere il tuo nome? Sentito passi? Passi? No. Sì. Ho sentito una roba passarmi dietro. Ma se c'è qualcuno qui può far suonare quello strumento che c'è per terra, per favore? Così noi capiamo che siete qui. Ho cominciato a lampeggiare. Potete prendere energia dagli strumenti, non da noi, ma dagli strumenti che abbiamo. Potete prendere energia. Io ho chiesto prima, posso sapere il tuo nome? Sei qui vicino a noi? Sì. Sei il padrone del castello? Sì. Posso sapere il tuo nome, per favore? Posso sapere come ti chiami? Io mi chiamo Nadia, tu come ti chiami? Qui? Puoi dirmi cosa è successo qui, in questo castello?
Tutto. Cosa è successo qui in questo castello, per favore? Puoi far suonare lo strumento che c'è per terra, per favore? Mm. Grazie che hai risposto. Allora, puoi anche rispondermi come ti chiami? Sei qui vicino a noi? Cos'è che ci vuoi raccontare? Cosa è successo qui? Io so che sono morte tante persone, è vero? Mi puoi dire cosa, se è vero che qui sono morte tante persone, che c'è stata una battaglia molto forte? Io so che qui per 15 giorni hanno preso il vostro maniero, è vero? E quelli che sono venuti qui per 15 giorni hanno poi ucciso tutte le persone del posto. Sì. C'è qualcuno qui che è arrabbiato per questo motivo ancora? Siete arrabbiati per quello che è successo? 8. Siete in 8 qui. Ma chi sta comunicando con me? Può dirmi come si chiama? So che avevo capito che siete in 8. Qualcuno di voi mi può dare il suo nome? Siete qui davanti a noi? Potete fare un rumore?
aspetta.